TG, una buona giornata a tutti voi telespettatori, ben ritrovati nei nostri studi, una buona domenica a tutti voi. Prima di iniziare con le notizie quotidiane diamo subito uno sguardo come sempre al report inviato da Azienda Zero, vediamo che variazioni ci sono state nella notte e allora si contano alle 8 di oggi 485 nuovi casi positivi, stiamo parlando di un totale cumulativo di 305.673 casi. Andiamo negli ospedali, quindi vediamo area non critica e terapia intensiva. Bene in area non critica, 20 persone in meno, meno 20 che si vede, meno 20 pazienti e una persona in più, un paziente in più invece in terapia intensiva. Nello specifico totale ricoverati positivi in area non critica sono 1796. Totale ricoverati positivi in terapia intensiva 286. Per quanto riguarda la variazione dei decessi, nella notte, insomma dalle 5 di ieri alle 8 di stamattina, ci sono stati 7 decessi, 7 nuovi decessi, 7 persone che hanno perso la vita. E uno dei temi particolarmente caldi in questo momento è quello legato alla questione dei vaccini. Sapete benissimo, questi tagli importanti che stanno interessando non solo la Regione Veneto ma un po' tutta Italia e stanno preoccupando non poco. E allora abbiamo sentito proprio l'assessora regionale alla sanità Manuela Lanzarin. È stato fatto fare il punto della situazione, no? E purtroppo c'è, come sapevamo già per la settimana prossima, la diminuzione ancora del vaccino Pfizer, no? Noi ci avevano già annunciato, noi riceveremo 50.300 dosi di Pfizer, che sono quelle mancanti della settimana prima, e una parte, perché la settimana prima c'era stata una riduzione del 29%, se vi ricordate, però noi avevamo avuto una riduzione del 53%. Questa settimana la riduzione è del 20% e hanno cercato di riequilibrare tutte le regioni, quindi dando quello che era mancato anche la settimana scorsa. Quindi noi riceveremo il 27 50.300 dosi del vaccino Pfizer. Dopodiché dicono, però è tutto da vedere, che da inizio febbraio dovrebbe tornare diciamo così il quantitativo che era previsto. Però la novità anche su Pfizer è che rispetto ai 15 milioni che erano previsti nel primo trimestre c'è stata una forte riduzione e si parla circa di 10 milioni per il primo trimestre, quindi gennaio, febbraio, marzo. L'altra doccia fredda è stata su AstraZeneca, nel senso che AstraZeneca, che dovrebbe avere il via libera da EMA il 29 e quindi poi da febbraio essere disponibile, si era parlato fino alla settimana scorsa di 8 milioni per i primi 3 mesi, invece ieri ci hanno confermato che parliamo di 3,4 milioni, quindi anche qui una riduzione molto molto forte e i primi quantitativi inizieranno ad arrivare dal 15 di febbraio. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che effettivamente noi per i primi 3 mesi in totale tra AstraZeneca, Pfizer e Moderna avremo a livello nazionale circa 15 milioni di dosi che invece ne hanno previste il doppio. Domani faremo chiaramente il punto della situazione con la prevenzione, quindi con la dottoressa Russo e il dottor Mungillo, che è il delegato, quello che tiene i rapporti per quanto ci riguarda anche con il commissario Arcuri. Allora, noi oggi il dato di ieri sera eravamo a 118.696 persone, soggetti vaccinati, con già 8.387 seconde dosi. E noi stiamo facendo le seconde dosi, quindi l'abbiamo detto, non stiamo vaccinando nuovi soggetti, perché quanto avevamo la settimana scorsa, con i 50.300 di questi della settimana prossima, arriveremo quasi, ce ne mancheranno circa 10.000 per finire il giro delle seconde dosi. Dopodiché ricordiamoci che ci mancano però ancora tutti quei soggetti che noi avevamo conteggiato in 185.000 della prima fase, e quindi mancano ancora operatori sanitari degli ospedali, del territorio, mancano ancora ospiti e anche operatori delle RSA. Quindi prima sicuramente chiuderemo questa fase e poi si partirà appunto con gli over 75, gli over 80. Mi sembra che dai calcoli che ha fatto il commissario Arcuri a spanne
Allora, 2.200.000 sono circa i soggetti della prima fase in tutta Italia, 2.200.000 i soggetti della prima fase, no? 4 milioni sono gli over 80 più o meno. Quindi tutto questo contingente potrebbe bastare, quindi questi 15 milioni se arrivano come devono arrivare, perché siccome vediamo che di settimana in settimana qui cambiano il quantitativo di forniture, dovremmo riuscire a fare queste due fasi, però è tutto da vedere. È chiaro che noi ci adegueremo in base alle certezze che abbiamo. Comunque primissima, finiamo tutti la seconda dose. Poi finiamo tutti la prima parte e poi inizieremo con gli anziani e nel frattempo speriamo di capire anche quanto vaccino ci arriva di settimana in settimana. Nel 2020 in Veneto sono stati denunciati all'INAIL 12.735 casi da contagio Covid-19. Il 9,7% pensate dei casi denunciati a livello nazionale. La provincia più colpita è Verona con 3.377 denunce. I dati fanno riferimento a casi avvenuti soprattutto nei mesi di marzo, novembre e dicembre. La seconda ondata di contagi ha avuto un impatto significativo anche in ambito lavorativo. Solo nell'ultimo trimestre è stato registrato il 62% dei contagi avvenuti durante appunto il lavoro. Le infezioni da Covid-19 hanno colpito maggiormente i lavoratori della sanità e assistenza sociale, tra cui ospedali, case di cura e case di riposo. Risultano maggiormente colpite le donne, stiamo parlando del 73,7%, che essendo appunto maggiormente impiegate in questo settore risentono dell'alto rischio da contagio presente nell'ambiente lavorativo. Gli infortuni mortali in Veneto sono stati 10, stiamo parlando 10 casi in Veneto su un totale in Italia di 423 persone che hanno perso la vita a causa Covid. Gli eventi che hanno causato l'infezione sono avvenuti prevalentemente nei primi mesi della pandemia, ovvero il periodo di febbraio e marzo. L'INAIL corrisponde un'indennità giornaliera per tutto il periodo di astensione dal lavoro, fanno sapere, compreso il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria della persona che è stata colpita appunto da Covid. E intanto cresce, aumenta, abbiamo sentito la paura, aumenta la tensione in questo periodo forte di pandemia, così come aumenta per assurdo in maniera esponenziale anche tutta la burocrazia per determinate pratiche. Sentiamo. Con il Covid è aumentata la burocrazia con una vera e propria esplosione dell'attività normativa in Italia, con 450 nuovi provvedimenti e in Veneto con 150 misure legislative, a dirlo la CGA di Mestre. Evidenzia come in poco meno di un anno a livello nazionale, tra circolari, ordinanze, decreti, leggi, DPCM e linee guida sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, la macchina burocratica si sia notevolmente appesantita. Complessivamente cittadini e imprese del Veneto hanno subito quindi oltre 500 norme solo in materia di Covid, a dimostrazione di come la confusione sull'orientamento di come giostrarsi sia veramente molta e tanta, in difficoltà soprattutto tantissimi piccoli imprenditori del territorio. La gravità della situazione, precisa la CGA, ha imposto al legislatore di mettere in campo importanti misure a tutela della salute, disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari e interventi a favore del lavoro e delle imprese, scelte legittime che però hanno scatenato in maniera imprevedibile la macchina burocratica pubblica. E sono tante le famiglie che in questo periodo difficile non riescono neanche a fare la spesa. Allora a Cannareggio, siamo a Venezia, proprio nel cuore di Venezia, è stato aperto un emporio solidale per aiutare proprio tutte queste persone che hanno difficoltà anche per comprare i beni primari per mangiare. Quando nel novembre 2019 ha aperto i battenti, l'Emporio della Solidarietà di Sant'Alvise, nel cuore di Cannareggio a Venezia, offriva aiuto alimentare ad una decina di famiglie in difficoltà economica. Qualche mese dopo, durante il lockdown di primavera, le famiglie erano già diventate 150, un aumento esponenziale, lievemente calato in questo periodo, ma che si mantiene comunque a livelli alti.
Le utenze sono le più varie, nel senso che la maggior parte comunque sono tutte famiglie che lavoravano nell'ambito del turismo, basse professionalità, quindi parliamo di camerieri, lavapiatti, le professionalità che non avevano contratti a tempo indeterminato, che avevano contratti a tempo stagionale e quindi chiaramente sono rimasti a terra. C'è qualche storia che l'ha colpita particolarmente? Sotto lockdown devo dire che tanti padri di famiglia, ma anche tante donne che si sedevano qua, piangevano e raccontavano che non avevano da dare da mangiare ai figli. All'interno dell'Emporio si alternano una trentina di volontari che offrono anche un piccolo sostegno morale a persone che a volte, prima di arrivare qui, hanno dovuto superare l'imbarazzo e la vergogna di dichiarare la propria situazione. Persone provate dalla crisi non solo economicamente, ma anche dal punto di vista psicologico. Io per i prossimi mesi non la vedo bene, nel senso che quando finirà la cassa integrazione e si potrà licenziare, credo che noi purtroppo avremmo più utenti, quindi noi ci stiamo preparando a questo. Il peggio probabilmente non è ancora arrivato in una città che, come altre zone del paese, dà l'impressione di avere all'interno una bomba sociale pronta ad esplodere, perlomeno in alcuni settori, ma accanto alle nuove povertà si registra anche un crescente spirito solidale. Abbiamo toccato con mano una grandissima solidarietà dei veneziani, ma veramente tutti ci hanno dato una mano, associazioni sportive, singoli cittadini, la regione sicuramente direi che è il primo attore che ci aiuta, poi il comune, poi anche la diocesi e la Caritas. Una bimba che si chiama Giulia che ha rinunciato ai suoi regali di compleanno e ha fatto una donazione all'Emporio di 150 euro, credo sia stata la storia più bella. Davvero sono storie anche commoventi, emozionanti, vedere che nel brutto, nella difficoltà c'è però lo stesso chi è capace di dare tanto aiuto davvero alle persone che stanno soffrendo. Persone, famiglie che si trovano in fortissima difficoltà, così come le aziende. Il fatto che appunto il Veneto resti in fascia arancione almeno fino al prossimo 29 gennaio sta davvero allarmando tutte le imprese, le attività che si trovano davvero messe in ginocchio. Questa sorpresa di nuovo arrivata alle 7:30 di sera, quindi sempre troppo tardi, come ormai ci ha insegnato il governo a dover subire, ed è un'ennesima mazzata. Una decisione che, visti i dati del Veneto, è arrivata un po' a sorpresa, dice Penzo Aiello, presidente dell'Associazione Veneto Imprese Unite, che evidenzia come questa ulteriore settimana in fascia arancione vada a pesare su una situazione già complessa per molte attività. Questi ultimi 5 giorni abbiamo ricevuto molte richieste da parte degli associati nell'aiutarli a gestire il deposito della licenza o la chiusura dell'attività. Ormai molti sono andati allo stremo e si sperava che un ritorno in zona gialla ci permettesse almeno di salvare le aziende che ancora riescono a lottare, ma con un'altra settimana per molti potrebbe essere la fine. Solo nell'ultima settimana abbiamo ricevuto più di 20 aziende sparse in tutto il Veneto. A Treviso già in 4-5 stanno valutando questa cosa. Realtà dietro le quali ci sono famiglie in grosse difficoltà. Abbiamo sempre più associati che stanno anche iniziando a vendere la loro casa per poter avere liquidità da inserire nelle loro aziende. Padri di famiglia che hanno acquistato magari la loro abitazione appunto 10-15 anni fa e si sono trovati negli scorsi mesi a doverla vendere per andare in affitto e avere liquidità per poter pagare magari i conguagli dell'IRPEF, i canoni di locazione. La settimana scorsa Veneto Imprese Unite aveva organizzato un'iniziativa di sensibilizzazione aprendo i locali ai soli dipendenti senza clienti nel rispetto delle misure anticontagio. Ora però la misura è colma, aggiunge Aiello, e siamo pronti a nuove azioni. Non è detto che saremo ancora in grado di rispettare completamente invece le norme, nel senso che ormai la stanchezza e l'impossibilità di andare avanti è arrivata al massimo. E quindi le prossime azioni su cui stiamo lavorando può essere che creeranno del disagio vero. Insomma, poi andremo a sentire anche un po' cosa ne pensa la gente del fatto di essere rimasti in questa fascia arancione, tra positivi e chi invece davvero non ce la fa più, ma c'è prima la pausa. E rieccoci in diretta, abbiamo sentito poco fa l'allarme lanciato proprio dalle aziende per il fatto che il Veneto è rimasto in fascia arancione. Allora siamo andati un po' nelle nostre città del Veneto a sentire la gente che ne pensa. Cominciamo proprio dai bassanesi, allora vediamo cosa ci hanno detto.
Beh, la situazione è abbastanza pesantina, per cui secondo me è meglio comunque andare a essere cauti e piuttosto fare un sacrificio adesso per poi avere delle buone conseguenze dopo. Forse in parte ce lo siamo meritato con dei comportamenti non adeguati e poco responsabili, purtroppo. Mi piace più andare avanti che tornare indietro. Quindi secondo lei avrebbe dovuto essere gialla? Sì, forse gialla sarebbe meglio. Veneto ancora zona arancione, va bene così? Sì, aspettiamo una settimana e poi liberi tutti, più o meno. Siamo anche un po' stancati, più che sia. E siamo sempre attenti, abbiamo sempre le mascherine, osserviamo tutte le misure. Insomma, ce lo meritiamo questa zona gialla, direi, no? Sinceramente io pure vorrei chiudere tutto, anche tutte le attività, perché c'è sempre gente che si muove. Come il primo lockdown, 3 settimane e via. Secondo me ci purifichiamo. Sono stanca ormai, adesso potevamo andare in giallo, visto come si è svolto, insomma, anche perché guarda, non c'è nessuno che gira, non ne possiamo più. È il momento proprio di cambiare, perché ormai non possiamo più andare avanti, non c'è più nessuno. Bassano poi è vuota. Tutelare la popolazione penso sia un obbligo anche di chi ci governa e di chi ci detta queste leggi, insomma. E va bene, triboliamo un altro po'. Beh, sicuramente è causa di molte difficoltà per chi ovviamente, come vede, per i commercianti, per chi di questo, cioè per chi lavora effettivamente. Dal punto di vista sociale bisogna fare anche qualche sacrificio forse per permettere, insomma, di andare oltre. Da Bassano proviamo ad andare a Mestre e vediamo che anche qui c'è chi è diviso, c'è chi appunto pensa che l'entrare in giallo sarebbe stato l'ideale, il tornare in giallo per appunto rilanciare un po' tutto, per sentirsi anche un po' più liberi, e c'è chi invece, come è successo anche a Bassano, dice no, ci voleva una chiusura totale prima per cercare adesso, insomma, di essere più liberi, ma vediamo. Il Veneto resta arancione almeno per un'altra settimana. Questa frase, che fino a poco tempo fa sarebbe apparsa incomprensibile, è invece oggi tra i maggiori argomenti di conversazione e a volte anche di polemica. Il responso sulle colorazioni delle regioni in base all'incidenza del Covid per determinare aperture e chiusure di attività, libertà o meno di spostamento, è diventato un nuovo appuntamento fisso, atteso con ansia, i cui risultati dividono le opinioni. Anche a Mestre, dove il dibattito sul contrasto tra limitazioni anticontagio e aperture anticrisi economica è più aperto che mai. Non si vive bene, soprattutto dal punto di vista psicologico, anche perché poi quando sei a casa dal lavoro da 130-140 giorni chiaramente non vedi che l'ora che la situazione finisca. Ci deve essere, come ho detto io, una maggiore compartecipazione a livello nazionale e che si mettano d'accordo su dei parametri uguali per tutti. Io penso a tante categorie che sono veramente penalizzate in questo momento e che hanno bisogno soprattutto di risposte certe. Noi siamo stati fortunati a dicembre e l'inizio di gennaio, però adesso penso che sia abbastanza pesante mantenere, soprattutto per le scuole. Ci sono dei gruppi di giovani senza mascherine. Un giorno mi sono anche fermato, gli ho detto ragazzi cercate di mettere le mascherine. E cosa vuole che sia? Sono giovani e posso anche capire, però ci sono dei limiti. Bisogna essere tassativi. La mascherina per tutti. Non è ancora entrato nella mente delle persone di dover evitare il più possibile gli spostamenti, perché comunque c'è un'abitudine dietro che è normale, nel senso che nessuno è abituato a non fare niente. Io ormai è da marzo che più di fare casa lavoro, spese e basta. Io sono passato al mercato prima, c'erano assembramenti per cui presumo che queste chiusure dei negozi servano a poco, a mio avviso. Poi sarebbe meglio aprire tutto. Aprire tutto non lo so, però dare la possibilità anche ai commercianti di
di non creare problemi appunto ai commercianti. Io la penso probabilmente in maniera differente rispetto a molti altri che probabilmente pensano invece che dobbiamo chiudere ancora di più. E secondo lei questa terza ondata in fascia gialla? Non è finita la seconda probabilmente. Chiudere vuol dire che tanta gente va in fallimento. Convivere è difficile, quindi sta chiedendo una persona che non so decidere. Io spero solo che finisca presto. Intanto è proprio fresca la notizia dell'intervento del ministro Boccia proprio sulla questione del vaccino, dei ritardi e dei tagli che ci sono stati ai vaccini, e ha detto che è evidente che se i vaccini non ci sono, slitta di qualche settimana o di qualche mese addirittura l'immunità di gregge. Questa non è certo una buona notizia, non dipende da noi, ha dichiarato Boccia, ma dalle aziende che forniscono i vaccini, e ha confermato che i richiami saranno fatti e garantiti, ma che il piano va rimodulato in base ai numeri che sono ridotti. Pretendiamo, ha continuato Boccia, che quei numeri siano ripristinati. Se ci sono problemi produttivi per ritardi devono spiegarceli, riferito ovviamente alle aziende produttrici di vaccini, ma se i vaccini destinati all'Unione Europea finiscono in altri continenti è molto grave. Di conseguenza sono molto dure le parole di Boccia, però d'altro canto bisogna capire adesso direttamente dalle aziende e le aziende come intendono muoversi. E intanto quello che è appena trascorso è stato definito l'annus horribilis per l'occupazione. Veneto Lavoro ha tratteggiato un po' il bilancio di un 2020 decisamente anomalo. Vicenza chiude con il segno meno. Un 2020 nero per il mercato del lavoro. Dati regionali forniti da Veneto Lavoro che parlano di un saldo negativo per 11.400 posti di lavoro dipendente, soprattutto a causa del crollo delle assunzioni che segna il meno 24%. Ad essere penalizzate in particolare le donne e i giovani. Il settore più interessato dalla crisi è il turismo, con 14.500 posti di lavoro persi nell'anno e un calo delle assunzioni del 45%. Giù anche commercio, trasporti, attività finanziarie, editoria, cultura, occhialerie e moda. Venezia e Belluno le province più colpite dall'emorragia di posti di lavoro in virtù della vocazione prettamente turistica del territorio, seguite da Verona con un meno 1.450, Vicenza con meno 120 e Padova con meno 950. Saldo negativo che ha interessato tutte le province tranne Treviso con un segno più 1.350 e Rovigo più 600, seppure su valori comunque inferiori rispetto a quelli del 2019. Più generalizzato il calo della domanda di lavoro, con valori che oscillano dal meno 11% di Rovigo al meno 35% di Venezia. Sul fronte economico, l'avvio delle campagne di vaccinazioni rende meno pessimistiche le previsioni per il 2021, nonostante l'inizio dell'anno si riveli ancora problematico. E a incidere sull'attribuzione delle fasce anche nella nostra regione è senza dubbio la curva della pandemia. Bisogna considerare anche la variante inglese e quella che è un po' stata considerata la variante veneta. Quella brasiliana in qualche misura preoccupa di più, dato che è stato rilevato un certo numero di reinfezioni, soprattutto nella zona di Manaus, quindi in Amazzonia. La brasiliana è quella che preoccupa di più, ma è la variante inglese la più diffusa e sorvegliata da Stato e Regioni. Dalla sua evoluzione dipenderà un possibile innalzamento delle misure, leggi, nuove restrizioni che per il Veneto potrebbero equivalere a un'ulteriore permanenza in arancione. Se questo possa determinare un innalzamento del livello di guardia e delle misure che devono essere prese, questo sicuramente è un argomento che stiamo prendendo in considerazione. A fare ordine sulla variante inglese è lo stesso Fabrizio Pregliasco, all'indomani delle dichiarazioni del premier britannico Johnson sulla maggiore mortalità. Altra cosa, sottolinea il virologo, dalla letalità. La letalità è la percentuale di persone che vengono a morire in seguito all'infezione. La mortalità è l'effetto che si sta vedendo, perché essendoci più casi anche nella popolazione adulta, perché
presumibilmente si è diffusa nella popolazione più giovane, l'effetto più triste appunto della grande presenza di casi poi ci porta a vedere la mortalità. Di fronte a un virus che corre, seppure meno, e che muta, la partita da giocare è ovviamente quella dei vaccini, con Pregliasco che fissa una soglia minima di popolazione immunizzata per dirsi fuori dalla piena emergenza. Io ritengo che quando si arriverà a un 20-30% di copertura vaccinale, avendo privilegiato, secondo il piano, le persone più fragili, cominceremo a vedere dei dati più rassicuranti e non ci sarà più questa terribile quantità di 4, 5, 600 morti al giorno che sono l'elemento da tener conto. Adesso lasciamo per un attimo la questione di pandemia Covid, ci occupiamo invece del maltempo di dicembre che ha davvero messo in ginocchio tanti residenti anche nel Vicentino. Sono proprio queste persone che lanciano un appello al sottosegretario Achille Variati. Per le emergenze accadute nel 2019 e nel 2020 non ci sono fondi, quindi non sono finanziabili. Ecco la mia preoccupazione che manifesto da parecchi giorni, da parecchie settimane su questo fronte. Sono molto preoccupato. Ho visto il servizio di Rete Veneta, siamo molto preoccupati. Se l'assessore regionale veneto alla protezione civile è molto preoccupato, figurarsi i cittadini, i sindaci, le vittime del maltempo di dicembre che, tra Vicenza e Torri di Quartesolo, hanno dovuto combattere con la melma e con l'acqua che avevano inghiottito le auto parcheggiate e invaso scantinati, garage, abitazioni. Ora, a quanto pare, come abbiamo anticipato, il governo non dà più garanzie sui fondi necessari a risarcire chi ha subito i danni. Vedo che il ministro D'Incà ha dichiarato più volte sui giornali che i soldi arriveranno. Io spero che arrivino. Allo stato attuale però il suo collega del Ministero delle Finanze ci ha detto che soldi non ce ne sono. Sì, questo governo è stato molto nebuloso. Anche durante il Covid ha dato delle indicazioni, poi ripristinate da altre, non si capisce bene, uno dice una cosa, uno dice l'altra e così stiamo andando avanti in questo momento. Perciò noi siamo veramente preoccupati. Oggi i cittadini colpiti dall'esondazione della Roggia Caveggiara, su cui si era riversato il fiume Tesina, hanno ancora le case segnate dall'acqua e dal fango. Per loro ottenere gli indennizzi è un'urgenza. Per questo lanciano un appello. Da Lugionato chiedo al sottosegretario di Interno Achille Variati, che visto che è un vicentino, che è stato sindaco di Vicenza e adesso è sottosegretario agli interni, che si faccia carico di questa problematica, che ci diano delle risposte inerenti e subito, perché noi siamo veramente disperati. Il maltempo che invece in queste ultime ore si è abbattuto sulle nostre montagne, nel Bellunese, ha creato davvero non pochi problemi. Siamo preoccupati per i tetti, in particolare la parte alta, nel senso che se continuerà a nevicare, poi il cambio di clima magari la neve diventa pesante, quindi sui tetti bisognerà fare un ragionamento sicuramente. La perturbazione è in fase di esaurimento e le precipitazioni sono in attenuazione, ma i disagi restano nel Bellunese, bersagliato ancora una volta da acqua e neve. Il manto ha raggiunto gli 80 cm sopra i 1200-1500 metri di quota e resta alto il pericolo di valanghe. Il rischio valanghe è al massimo livello. Perché? Perché la neve è molto pesante, perché ha piovuto sopra la neve e quindi in parte si è sciolta, in parte si è appesantita, poi ha nevicato sopra la neve pesante, quindi la situazione è di elevato rischio. I passi dolomitici sono chiusi e per ragioni di sicurezza sono chiuse al transito la provinciale 49 di Misurina, Carbonin e a Dogana Vecchia, la regionale 48 delle Dolomiti fra Alverà e Ligonto e la provinciale 347 del Passo Cereda e Duran fra Passo Duran e la località Levare. Smottamenti in comune di Querovassa, in valle di Schievenin, a Dogna e Provagna, in comune di Longarone. In Alpago ci sono stati alcuni allagamenti di scantinati e garage, mentre alla Monna è caduta in strada una slavina. Ogni mese c'è un'emergenza legata anche al maltempo. Ormai ciò che una volta era legato a qualcosa che ricorreva solamente a distanza di qualche anno, oramai ci troviamo appunto un'emergenza ogni mese. L'emergenza della neve, l'emergenza dell'alluvione, l'emergenza della frana, e questo con
bilanci dei comuni che sono davvero al collasso e anche con personale molto molto limitato. Difficile per i comuni far fronte a tali difficoltà. In Val di Zoldo, dopo la riapertura della 251 interrotta per un mese a causa di un'enorme frana, Veneto Strade ha ripristinato il transito che è vietato ai mezzi pesanti. Ciò nonostante le segnalazioni del passaggio dei tir sono diventate pressoché quotidiane. Ieri sera è passato un tir, quindi doppia motrice con carichi superiori alle 40 tonnellate, tenga presente che il limite è 24. Lo abbiamo fermato che era già passato ormai oltre la frana, quindi con eventuali danni non possiamo naturalmente saperlo, ma è meglio non passino certamente. Io non vorrei arrivare a dover mettere una tenda a mezzo canale e mettere in pianta stabile qualcuno a controllare, perché sarebbe paradossale nel 2021. E intanto il pericolo valanghe sull'arco delle Dolomiti resta forte, stiamo parlando di grado 4, il livello massimo di pericolo. Secondo l'ARPAV, anche se l'attività delle valanghe spontanee ha raggiunto il suo apice durante la giornata di ieri, saranno comunque possibili ulteriori distacchi di grandi dimensioni che in singoli casi potranno raggiungere anche il fondo valle, quindi un pericolo non indifferente. Da domani il pericolo valanghe sarà in progressivo calo fino a marcato, quindi il grado inferiore, grado 3, con rinforzo però del vento da nord-ovest. In quota si formeranno nuovi depositi di neve ventata che saranno critici. Il loro distacco sarà possibile già con debole sovraccarico, quindi si parla del peso anche di un singolo sciatore che potrebbe creare questi distacchi di neve. Ci separiamo per qualche minuto, ci troviamo tra pochissimo. Ben ritrovati in diretta Focus TG. Allora, restiamo in montagna, ci spostiamo però sull'altopiano. Slitta forse al prossimo 15 febbraio la riapertura degli impianti di risalita. Certo è che la situazione per il turismo montano è ridotta ai minimi termini, una situazione davvero allarmante, come ci ha confermato l'assessore al turismo di Asiago Nicola Lobbia. Si spera che dopo il 15, con l'applicazione di determinati protocolli di garanzia e di sicurezza, questi impianti possano essere messi nelle condizioni di lavorare per chiudere una stagione contando i minor danni possibili, recuperando nella fase finale della stagione invernale quelle economie utili e necessarie per sopravvivere. L'agonia del turismo montano, sì, perché slitta forse al 15 febbraio la riapertura degli impianti di risalita, anche se rialzare il sipario sulla stagione invernale resta ancora un'ipotesi, nonostante l'andamento dei contagi nella nostra regione sia in netto miglioramento. Tra questo valzer di date resta la certezza della drammatica perdita economica che sta mettendo in ginocchio anche il nostro altopiano. È facile intuire che i risvolti che avranno a livello economico sul turismo saranno gravi, saranno negativi. Non possiamo considerare il fatto che al centro della proposta e della formulazione dell'offerta turistica ci sono gli attori principali, che sono tutti gli operatori turistici, albergatori, gli impiantisti, le guide. Questo mondo che non è alimentato da un'economia, perché ovviamente la pandemia ha fermato, ha congelato tutto. Sarà quindi molto difficile ritornare a parlare di promozione turistica, di piani di sviluppo. Dobbiamo fare uno sforzo enorme. Noi amministratori ci mettiamo al loro fianco, però ovviamente la parte grossa, la parte più importante per la promozione turistica e per la promozione e il rilancio del territorio dal punto di vista turistico la fanno gli operatori, e se questi non hanno le economie, non hanno le risorse per farlo, resta un problema. E restiamo sull'altopiano, ci spostiamo però a Gallio e parliamo di una cosa completamente diversa dalla pandemia, ovvero la questione del lupo sulle nostre montagne, la paura che ricorderete negli ultimi anni soprattutto sta creando nei malghesi, nelle persone che portano le bestie appunto nell'alpeggio. C'è un progetto unico in Europa che vede coinvolto l'altopiano e l'Università di Sassari,
un progetto importante perché va a capire, studiare in maniera scientifica, tecnica i movimenti del lupo nel momento in cui si avvicina magari alle malghe, si avvicina alle varie attività, scatta un allarme. Ma cerchiamo di capire meglio di che si tratta con il prossimo servizio. Dopo 100 anni tornano a combattere insieme. È passato un secolo da quando la gloriosa brigata Sassari salì sul nostro altopiano per contrastare il nemico durante la Prima Guerra Mondiale. Oggi ancora una volta si rinnova quel patto di amicizia e un'altra battaglia sardi e altopianesi si trovano ad affrontare, quella delle aggressioni del lupo alle malghe, alle bestie. È proprio da Gallio che prende il via un progetto che ha come protagonisti i ricercatori dell'Università di Sassari. L'Altopiano d'Asiago chiaramente è una delle zone più indicate per fare questo lavoro. Nel territorio c'è un distretto zootecnico importantissimo, nel periodo estivo vengono monticate circa 9.000 bovini tra manze, vacche, vitelli più 6.000 pecore, per cui diciamo è un comprensorio in qualche modo va tutelato da questo punto di vista e quindi in primis acquisendo dati scientifici su quello che fa realmente il lupo sul territorio per implementare delle strategie di difesa. Questo progetto, unico in Europa, è mirato a gestire in maniera scientifica gli spostamenti del lupo sulle montagne dell'altopiano, voluto e finanziato dalla Regione Veneto. Questo progetto importante sulla colorizzazione del lupo, cioè mettere in grado sia gli allevatori, sia la popolazione, sia le comunità e i sindaci di sapere dove il lupo è, quindi riuscirà ad allarmare gli allevatori e a difendere i loro armenti. Ci servirà anche a noi, alla parte politica e alle istituzioni preposte nella gestione del piano nazionale del lupo e anche quello europeo, dati appunto per controvertire e per in qualche modo andare nella direzione di tutela massima del patrimonio dell'altopiano, del patrimonio delle malghe, del patrimonio di tutti i capi che vivono e soggiornano sull'altopiano, dagli stanziali a quelli malghivi, quindi solo d'estate, per arrivare anche a convincere anche più riluttanti politici che i lupi oggi non sono più una specie in via di estinzione, ma sono già espansi e ancora in ulteriore forte espansione. E continuiamo a parlare in un certo senso di bestie perché lo stop a cui è costretto il mondo della ristorazione sta mettendo in crisi tutto quello che è l'allevamento degli animali da carne, tutto quello che è il settore lattiero caseario. Allora arriva un forte grido d'allarme da parte della CGA nei confronti proprio cioè un appello al governo per cercare appunto di risolvere questa situazione. Impatto economico della pandemia devastante per gli allevamenti italiani e di casa nostra. In provincia di Treviso, mette in guardia Coldiretti, a rischio il destino di centinaia di stalle e di migliaia di posti di lavoro. La ristorazione costituisce il 30% della destinazione di queste produzioni. Lo stop a cui sono costretti i locali si ripercuote gravemente su tutta la filiera agroalimentare. Se pensiamo al settore lattiero caseario, perciò tutti gli allevamenti di vacche da latte sono chiaramente in grossa difficoltà perché la ristorazione è chiusa, c'è una perdita di fatturato importante. Però anche il consumo stesso, diciamo, della carne rossa chiaramente nella ristorazione, ma anche diciamo nella grande distribuzione è a ribasso come prezzi. 700 allevamenti zootecnici da carne, 350 da latte, 70 allevamenti di conigli, 15 di suini. Realtà importanti che interessano in particolare la castellana e la pedemontana. I ristori sono quanto mai necessari in questo momento qui, perché qua si fa un appello per cercare di mantenere e di sostenere un settore che altrimenti il rischio vero è quello che scompaia letteralmente perché non hanno più la forza di resistere. L'appello è dunque al governo, dove in questo momento manca una figura di riferimento per l'agricoltura con la crisi di maggioranza e le dimissioni di Teresa Bellanova. Chiaro che il rischio è quello che il comparto agricolo non abbia quelle attenzioni che necessita in questo momento difficile. Si augura che presto questa casella mancante così fondamentale per il nostro paese venga assunta da persone capaci e che conoscono il problema, il settore e che ci diano una mano sostanziosa a superare il momento. Adesso ci occupiamo invece di un laboratorio robotico altamente tecnologico che però
unisce anche quello che è l'aspetto fondamentale quando si sta parlando di sanità, che è l'aspetto umano. Siamo riusciti a garantire l'attività Covid senza interrompere nulla. Il laboratorio robotico dell'USL 5 non si è mai fermato nemmeno per l'emergenza pandemica, continuando a fornire le consuete prestazioni, ma contemporaneamente lavorando nella diagnosi del Covid con tecnologie all'avanguardia. Il 21 febbraio, quando è scoppiato il focolaio di Vo, non avevamo nessuna tecnologia in grado di diagnosticare il SARS-CoV-2 e nel giro di pochissimi mesi siamo riusciti a avere le migliori tecnologie. Laboratorio di primo e secondo livello che prima della pandemia effettuava prestazioni per 1.400 persone al giorno, 10.000 esami giornalieri, 3 milioni all'anno. Una mole di lavoro alla quale da febbraio si sono aggiunti i tamponi Covid. Riusciamo a far diagnosi, praticamente a testare circa 700-800 tamponi molecolari e coordinandoci col territorio riusciamo a fare fino a 4.000 tamponi antigenici rapidi. Il virus ha rappresentato per i tecnici di laboratorio una nuova sfida, portandoli a contatto con i pazienti nei Covid Point. Quando ritrovi una persona positiva e gli spieghi che magari deve stare adesso in quarantena per diversi giorni, vedi nei suoi occhi una grossa difficoltà. Questo, ti porta a una dimensione, staccandoti dalla macchina, dalla fredda macchina, ad una realtà molto più umana. Un aspetto umano che è stato fondamentale anche quando nel 2018 sono iniziati i lavori che hanno portato alla realizzazione del laboratorio robotico che ha permesso di ottimizzare l'attività e velocizzare i tempi di risposta per i pazienti. È stata una base umanistica su cui abbiamo inserito la robotica e la digitalizzazione, perché alla fine la differenza la fanno le persone. Una nuovissima TAC che arriva all'ospedale di Campo San Piero, andiamo però a conoscerla subito dopo la pausa. Prima della pausa stavamo parlando di un attacco di ultimissima generazione. Grazie a un finanziamento regionale di 700.000 euro è arrivata all'ospedale di Campo San Piero. Rapidità di acquisizione delle immagini, precisione, sicurezza per il paziente. È una TAC di ultima generazione, quella entrata in funzione all'ospedale Pietro Cosma, tassello di completamento dell'ala est del reparto di radiologia. L'emergenza Covid non ha fermato gli investimenti della ULSS e Euganea per quanto riguarda acquisizione delle ultime frontiere della tecnologia e dell'innovazione. Da 2 settimane è operativa all'ospedale di Campo San Piero una modernissima TAC da 128 slides. Uno strumento fondamentale soprattutto nelle indagini su pazienti oncologici, ma anche con cardiopatie. Il cuore è in continuo movimento e necessita di un'apparecchiatura molto veloce come questa, che in meno di un secondo realizza una scansione sul torace. È una TAC quindi che supporta tutte le attività dell'emergenza con una capacità diagnostica importantissima, notevole, con una definizione straordinaria, quindi tempestività, rapidità di acquisizione immagini, accuratezza, ma non solo in condizione di emergenza, ma anche in condizione di elezione e di attività programmata. È una TAC che consente anche di fare radiologia interventistica nel momento in cui si acquisiscono le immagini. La Regione ha speso oltre 700.000 euro per l'apparecchiatura e la sua installazione, la prima tomografia assiale computerizzata di questo tipo nell'Alta Padovana. Adesso invece parliamo di un monumento nazionale, ovvero il Ponte Vecchio di Bassano del Grappa, monumento nazionale, sapete benissimo, su cui stanno intervenendo, stanno procedendo da parecchio tempo i lavori di restauro. Adesso il cantiere è in pieno fermento, peccato però che non si possa vedere niente, non si possa vedere quello che sta accadendo dentro il Ponte Vecchio. Il Ponte Vecchio è chiuso per lavori, ma questo lo sapevamo. Quello che ci chiediamo è quanto possa essere interessante vedere che tipo di cantiere sta lavorando sul ponte. Andiamo a dare un'occhiata, venite con noi.
Ecco qui, questo è quello che si può vedere dell'interessantissimo cantiere del ponte, un cantiere che sta lavorando su un monumento nazionale del quale non è possibile vedere niente. Come dice il vecchio adagio, c'è chi getta ponti e chi costruisce muri. Per poter vedere il cantiere del ponte bisogna guardare da un punto di vista laterale, un punto di vista invece storico è quello di Roberto Campagnolo, ex assessore ai lavori pubblici, che il ponte lo conosce bene e che conosce bene anche la trave reticolare su cui si fa un gran parlare in questi giorni a Bassano. Beh, intanto scopriamo che questa trave reticolare, che doveva essere in acciaio, in ferro, in tutti i materiali meno nobili possibili rispetto a un ponte in legno, è in legno. Come il progetto prevedeva dall'inizio, le travi in acciaio reticolari sono 4 e sono quelle che ci sono nelle fondamenta, che sono state appoggiate sui plinti di cemento armato costruiti tra il 1980 e il 1990 e che rinforzano le fondamenta. Questa qui invece era in legno, prevista in legno, per alleggerire l'impalcato e per dargli un minimo di resistenza strutturale aggiuntiva. Ma quindi tutta questa polemica su una trave che sono in molti a definire inutile, da dove parte? Beh, inutile, ci sono i progettisti che l'hanno prevista, non è inutile perché raggiunge e garantisce dei livelli di miglioramento dal punto di vista strutturale del ponte. D'altra parte, quando tu spendi diversi milioni di euro per fare un restauro, hai il vincolo da parte del Ministero, anche se è un bene vincolato, nei limiti del possibile di migliorare anche il monumento che stai restaurando, migliorarlo dal punto di vista della durata nel tempo e della tenuta agli agenti atmosferici. In questo caso un ponte deve essere più performante rispetto ai problemi che ha un ponte all'interno di un fiume tra l'altro a carattere torrentizio come il Brenta. E il progetto di restauro concepito dal professor Modena e avallato dal professor Carbonara all'inizio fa esattamente questo tipo di azione. Adesso invece andiamo a Treviso e parliamo di un servizio taxi dedicato a persone disabili, a persone che hanno difficoltà a muoversi, ma anche a persone che stanno soffrendo in questo periodo, soprattutto dal punto di vista economico. A Treviso verrà attivato il servizio di taxi e noleggio con conducente per aiutare chi è in difficoltà a spostarsi, grazie agli aiuti imminenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di circa 168.000 euro destinati all'erogazione di buoni viaggio per persone con disabilità in difficoltà a causa dell'emergenza Covid o anche che necessitano di raggiungere luoghi di cura. Quindi per soggetti con disabilità, per soggetti che la crisi economica ha gravemente impattato sulla condizione o per soggetti che devono frequentare i presidi ospedalieri, noi garantiremo la possibilità di poter usufruire di un voucher di 20 euro per corsa che consentirà da un lato al soggetto di poter essere trasportato gratuitamente e dall'altro al tassista di poter avere un'entrata in un periodo in cui quelle attività sono state particolarmente danneggiate. Siamo tra i primi a spendere questi soldi del governo, voglio sottolineare soldi a questo dedicati, quindi non potevano essere utilizzati diversamente, ma devo dire una gran risposta e soprattutto una gran risposta veloce ed efficiente che prende due settori sensibili, l'aspetto economico per gli imprenditori e l'aspetto sociale per coloro che hanno bisogno di essere trasportati. Il servizio prevede l'erogazione di voucher taxi per un valore complessivo a persona di 200 euro con scadenza al 30 giugno 2021. Gli interessati potranno presentare domanda nell'apposita sezione che verrà aperta nei prossimi giorni nel sito del Comune di Treviso, secondo la procedura già sperimentata con i buoni spesa. Restiamo nel Trevigiano, parliamo adesso della tanto discussa piattaforma TikTok, tanto amata dai ragazzi quanto abbiamo visto soprattutto quello che è successo a Palermo con la morte della bambina, della ragazzina di 10 anni, quanto appunto nel mirino per quanto riguarda sfide che coinvolgono soprattutto i più giovani. Abbiamo parlato allora con ragazzi, abbiamo parlato anche con genitori. Io la uso per guardare video di tutti i generi. Anch'io, la uso per vedere tutti i video
Cioè, per divertirmi un po', magari non ho niente da fare. Per passare il tempo. Esatto. È vero che ci sono queste sfide estreme? Viste no, comunque ho sentito di ragazzini, per esempio una ragazzina che si è suicidata poco tempo fa. Come fai ad accedere a sfide di questo tipo? Ci sono delle dirette, perché comunque possono entrare tutta la gente che si vuole. Hanno 15 anni questi due adolescenti trevigiani che usano TikTok abitualmente, la piattaforma social in cui ha trovato la morte Antonella, una ragazzina di soli 10 anni che ha tentato di sfidarla partecipando a Blackout Challenge, la prova estrema. Dopo questo fatto grave di cronaca, il garante della privacy ha disposto il blocco per tutti gli account del social per i quali non sia stata accertata con sicurezza l'età anagrafica. Una decisione che comunque divide la comunità social di cui fanno parte figli, ma anche tanti genitori. Io uso TikTok, non saprei neanche cosa dirle, perché io da genitore lo trovo un momento difficilissimo. Gestisco mio figlio in maniera abbastanza difficile, è difficile. Ecco, i ragazzi ne hanno risentito. La pandemia, l'assenza della scuola, le relazioni filtrate attraverso il cellulare, i social network hanno riempito molti spazi lasciati vuoti dalla quotidianità. Uso Instagram per dire, anche se ho, voglio dire, la mia età o cosa, però è sempre una cosa moderata, insomma, non è che sei esposta. A casa nostra è sempre stato vietato. Sì, anche noi. È giusto anche bloccarli sul sito, come ha fatto Trump in America. Mi aspetto anche i ragazzi, anche se è veramente una bambina piccola, magari capire qual è il limite da non superare. In una società sempre più attenta alla performance, dove i social hanno moltiplicato all'infinito la platea, i giovani difendono TikTok come una vera e propria piattaforma di informazione. Potrebbe essere un'applicazione molto utile, è una piattaforma anche di informazione e per questo a maggior ragione bisognerebbe proprio insegnare come utilizzare i social e guardare solo certi contenuti. Adesso ci occupiamo di cultura, di musei e soprattutto didattica nei musei. Dalla cultura dobbiamo ripartire e dobbiamo ripartire dai nostri ragazzi. E così sia, i musei si aprono, restrizioni Covid permettendo, alla didattica e a percorsi sensoriali studiati per le diverse fasce d'età sui luoghi della cultura vicentini, fruibili anche a distanza. Comprende tutte le 7 sedi museali civiche vicentine, triennale, quindi andiamo in continuità, e tutti i mesi dell'anno, non solo il periodo scolastico. Dal Museo Civico di Palazzo Chiericati al Teatro Olimpico, al Museo Naturalistico Archeologico, per citarne alcuni, in cui i ragazzi potranno immergersi a tutto tondo nelle rappresentazioni anche da protagonisti attingendo dal teatro. I ragazzi con noi potranno fare loro stessi gli attori e quindi ricostruire ad esempio la storia della bellissima Basilica Palladiana, e quindi impersonare, ci sarà un ragazzo a scuola che farà la parte del nostro Andrea Palladio, ma non solo, ci saranno anche degli attori che porteranno i ragazzi a far vedere i nostri monumenti, i nostri siti. Offerta formativa che passa dal diario di bordo del vicentino Pigafetta alle invenzioni del Medioevo, alla manipolazione dell'argilla, all'archeologia associata alla lingua inglese, oltre ai centri estivi per ragazzi dagli 11 ai 16 anni. Un'età un po' critica, appunto, che o i musei o si amano o si odiano. Le nostre proposte che faremo a livello estivo principalmente saranno quelle della specie di GREST, di centri estivi rivolti proprio a questa età, con dei percorsi sui fumetti, sul taste the food, o su una vicenda un po' insolita, poi da museo a museo, che è una cosa che non stanca mai, visto che sono 7, ne approfittiamo. Davvero proprio belle iniziative queste che vengono proposte a Vicenza, soprattutto per i ragazzi. E questo era anche il nostro ultimo servizio per il momento, poi ricorderete che l'informazione con TG Bassano e TG Vicenza torna questa sera, si comincia alle 18:50. Grazie intanto per averci seguito e una buona giornata.